Esatto, Sammy Varina ancora in vostra compagnia. Buongiorno, buon mattino. Sono le 11 in punto, anzi mancano ancora quei 3, 4, 5 secondi. Come va? Come va la mattinata? Spero bene. Nuova programmazione, certamente. Ci stiamo abituando a questo cambiamento di orari. Sammy Varini in onda per la rassegna stampa dalle 7:30 alle 9:30, poi il Liberamente del nostro direttore Sallusti, poi quest'oggi abbiamo avuto il Te la do io l'America, successivamente è arrivato il nuovo programma di Giulio Cainarca, certo, l'Auto da Fe, e poi ancora Sammy Varin dalle 11 a mezzogiorno, Potere al Popolo con i consueti ospiti, anche quelli importanti, soprattutto quelli che ci parlano quest'oggi di un argomento molto importante e poco conosciuto. Ci colleghiamo con il Parlamento. Qui Parlamento. Con il buongiorno anche al parlamentare della Lega Eric Pretto. Ciao Eric, buon mattino. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. No, questo è un invito speciale perché scommetto, cari ascoltatori, che non sapete che quella appena cominciata è la settimana della consapevolezza sulla disprasia. Conoscete questa condizione di vita davvero fastidiosa e può diventare anche pericolosa, poco conosciuta in Italia. Ebbene ha fatto Eric Pretto e in generale, insomma, la politica a cercare di avvicinare gli italiani a questa manifestazione negativa del nostro corpo. Chiedo subito a Eric Pretto di che cosa si tratta e naturalmente che cosa si fa in questa settimana per parlare, per fare comunicazione, anzi direi quasi una controcomunicazione, perché non è facile entrare nelle case degli italiani parlando di una malattia e soprattutto in questo caso di una malattia poco conosciuta. Eric Pretto. Grazie intanto dell'opportunità di spiegare questa condizione che io stesso ho incontrato per motivi familiari e che mi ha dato la possibilità di conoscere una condizione, un disturbo che molte volte colpisce i bambini che non ne sono consapevoli, spesso anche i pediatri di famiglia fanno fatica a riconoscerla e questo, se non viene in qualche modo combattuto fin da subito, può creare dei seri problemi nello sviluppo del bambino. Quando si parla di disprassia, sostanzialmente si parla di una condizione che spesso viene confusa con lo spettro autistico piuttosto che con altre patologie come la dislessia. In realtà è un disturbo multisistemico che afferisce al neurosviluppo e sostanzialmente ha quelle sequenze motorie che noi andiamo a pensare per poi mettere in pratica. Sostanzialmente c'è un disallineamento, una mancanza di coordinazione fra il movimento che il bambino vuole fare e quello che riesce effettivamente a fare. E spesso il bambino che ne è affetto viene definito come goffo, come maldestro, ma in realtà ha una difficoltà concreta che lo può portare ad esempio a far fatica ad andare in bicicletta, piuttosto che far fatica a impugnare una matita e quindi a disegnare e a scrivere, e questo comporta un ritardo in quello sviluppo di tutte quelle condizioni che sono necessarie anche per eseguire bene un percorso di studi scolastico e successivamente accademico. È fondamentale quindi che ci sia una diagnosi precoce che deve avvenire certamente attraverso il pediatra di famiglia, ma dal momento che questa condizione è poco conosciuta in Italia è fondamentale sensibilizzare da un lato le scuole, dall'altro le famiglie e quindi anche i pediatri sui sintomi che possono essere ravvisati nel primo momento possibile. Nel momento in cui questa diagnosi viene fatta, il bambino può essere seguito adeguatamente con delle terapie di logopedia e neuropsicomotricità che certamente gli danno degli strumenti molto importanti per colmare queste sue lacune e evitare soprattutto che possa accadere in una situazione di perdita di autostima, che è la cosa più pericolosa nello sviluppo di un bambino così giovane. È quindi il motivo per cui abbiamo deciso di sostenere fortemente tutte quelle iniziative che vengono portate avanti da associazioni italiane quali la AIDEE,
Associazione Italiana Disprassia dell'Età Evolutiva, che durante questa settimana, che è riconosciuta a livello internazionale ma poco conosciuta in Italia, si impegna appunto a fare una serie di incontri, di dibattiti sul territorio, di webinar online per far conoscere questa condizione ai pediatri, alle famiglie e quindi cercare di arrivare quanto prima a una diagnosi precoce. Quindi, signori, si parla sempre, ancora una volta, di comunicazione. Importante, importante il lavoro quotidiano dei maestri, dei professori, degli insegnanti. Qui capite anche l'importanza che hanno queste figure nell'osservare il bambino, il ragazzo e soprattutto di comunicare poi quelli che possono sembrare inizialmente piccoli problemi ai genitori. E qui naturalmente l'appello anche ai genitori, cerchiamo di comunicare oltre che con i nostri figli, che troppo spesso ci dimentichiamo di avere, con i maestri, con i professori, non soltanto quando le cose vanno male e li aspettiamo fuori da scuola per menarli e sappiamo che forse queste cose devono finire, ma soprattutto per capire dove va nostro figlio, come va nostro figlio e quali problematiche anche fisiche, avete sentito, potrebbe avere. Io ringrazio davvero il deputato della Lega Eric Pretto. Questa è la settimana della consapevolezza sulla disprasia. Cercate in internet idee con 2 E, ma soprattutto speriamo che ci sia spazio per queste argomentazioni anche sui giornaloni, nelle televisioni, quelle importanti che parlano sempre soltanto delle solite cose, quelle che, tra virgolette, pagano. Grazie Eric Pretto, buon lavoro. Grazie a voi e grazie per questa sensibilità non comune che avete dimostrato. Buon lavoro a voi. Qui Parlamento.
Pompa, 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 pompa e non perdiamo le buone abitudini, signori. Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, potere al popolo ritorna in versione tarda mattinata dalle 11 a mezzogiorno, i consueti ospiti territoriali e lo sapete anche qualche ospite musicale. Guardala lì. Stai litigando col microfono? Avete fatto pace? Sì, prima con le cuffie e poi con il microfono. Ti capisco. D'altronde lei ha questa pazzia insita anche nella sua musica, signori. Abbiamo ascoltato il pezzo che non può che non girare sulla nostra radio. Si intitola Sono una ribelle e lei è Aristea! È lei, ragazzi. Allora, io volevo farti venire alle 7:30 del mattino quando ho cominciato la rassegna stampa, perché i tuoi urletti Così ti svegliamo. avrebbero fatto bene, oltre che a me, anche ai nostri ascoltatori, quelli più difficili, quelli che fanno più fatica, capito? Non si riescono a svegliare neanche dopo 5 caffè. Allora, Aristea, prima di tutto ti invito ad alzarti a farti vedere come sei vestita questa mattina. E io mi alzo e vi dico alza, innanzitutto Francesco, notare... fai girare un po' le telecamere, fai notare la collezione autunno-inverno per la donna che canta Sono una ribelle, Aristea. Allora, allora, la cosa più normale sono gli stivali, poi arrivano i pantaloni verdi. Di cosa sono fatti? Di plastica? Sono fatti, sai, il sacco dell'immondizia? Infatti, biodegradabile, no? Però pantaloni verdi che arrivata in ritardo di qualche anno perché qui ti avrebbero osannato nel fortino di Bellerio, già tanto che ti hanno fatto entrare. Poi sopra effettivamente un qualcosa una di camicia che è super stropicciata perché non l'ho stirata. Vero, ma si fa così, aspetta che la stropicciamo un po'. Ok. Vai, fai pure, fai pure. Nero che ci vuole, perché comunque anche il nero, ma che si fai, sa, tocchi? è di moda. Hai visto, questa è la maglietta da stropicciare. Infatti, non giusto ho stropicciato Aristea. Voleva continuare a stropicciare la camicia. Esatto, la camicia. Senti, Aristea, chi è Aristea? Chi è? Bella Qualcuno domanda. pensa ancora che tu sia un pesce perché c'hai questo nome Aristea. Cioè. Poi in realtà come non c'entra niente. Tu non ti chiami Aristea, ti chiami Arianna Piccinelli. Ma perché lo devi dire? L'ho trovato. Cioè tu mi fai gli scherzi, vai fare... E infatti sono pure piccole. Meglio Aristea, suona bene. Perché hai scelto questo nome Aristea? Beh, Aristea mi riporta un po' a un nome mitico, secondo me, insomma, mi ricorda le stelle, mi ricorda qualcosa di magico. E a parte il fatto che è un nome greco come Arianna, del resto, quindi Arianna e Aristea sono simili, comunque sono greci tutti e due, e vedete questo sfoggio di cultura che sta facendo? Una fatica incredibile sta facendo Aristea, ma ce la fa. Ma soprattutto perché sono ancora nel letto con la testa. Vedo. No, ma il discorso è che Aristea significa nobile d'animo, e quindi nonostante io sia pazza, nel senso buono, però sono anche buona d'animo e penso si veda e trasparisca dappertutto. Cioè, capite, questa è pazzia che porta a virtù, che porta a qualcosa di buono. Cioè, non è come quella cantante che per diventare matta si deve fare di schifezze, deve essere sempre ubriaca, deve propagandare sesso libero o salire sul palco col culo fuori, signori. No, dalla regia dicono, ma perché no, scusa? Allora, no, stiamo parlando di cose importanti, perché Aristea non mette il culo fuori come altri. Esatto. E forse per quello che non sono ancora famosa. Ha capito tutto Aristea, però sinceramente io ti preferisco così, non perché tu abbia dei problemi di culo, ci mancherebbe altro. Bellissima ragazza che ti sta guardando in radiovisione, vuoi fare un altro giro? Assolutamente, basta così. Però forse è per trasmettere emozioni e belle emozioni, come in questo pezzo intitolato Sono una ribelle, che trovate su tutti gli store digitali, anche su YouTube con un bel video. Non ci vuole per forza essere scosciato, avere il culo fuori. Che cosa sta succedendo, Aristea, nella musica? Soprattutto anche quella italiana. Sì, c'è una bella rivoluzione in atto, però penso che la rivoluzione la posso fare anch'io che non metto il culo di fuori.
ma che trasmetti simpatia, allegria, perché siamo Ecco. perennemente nuotatori in un liquido incerto e forse bisogna sperare che sia soltanto acqua. Eh. Cazzo Il ridi? È una liquido cosa seria. incerto. Il liquido incerto, cioè, Non l'aveva capito, stava pensando cosa sta dicendo questo? No. No, ma l'ho capita. Vedi, devi darmi un attimo di tempo, poi Non arrivo. abbiamo fretta, Poi arrivo. assolutamente. Prosegui a parlare di Aristea che cominciamo a incuriosire i nostri ascoltatori. Allora, sì, no, In infatti questo pezzo Sono una ribelle, hai deciso di trasmettere tutta la tua empatia in questo senso, ma forse è anche un modo che dobbiamo avere tutti noi di ribellarci a quello che sta avvenendo democraticamente, senza ecco. commettere atti sbagliati, che è difficilissimo, Esattamente. Infatti quello che voglio dire io è proprio, a parte il fatto di essere proprio ritornare all'autenticità, infatti è un senso di ribellione un po' particolare, nel senso che è un ritorno a quello che è la nostra autenticità, l'essere noi stessi, perché siamo bombardati da tantissime, no, mode, ma non solo mode, ma anche proprio modi, status, modi di essere, se non fai questo allora non vali niente. E quello che dico io è: cerchiamo di invece, sottolineare quello che siamo e far valere i nostri valori e effettivamente le nostre peculiarità, perché ognuno è unico e non serve omologarsi, non serve proprio. Aspetta che adesso la interroghiamo l'Aristea, Valori. Hai Eh. parlato di valori, Sì, attenzione, sì, sì, sì. adesso la becco in castagna, ma quali sono i valori, magari anche con la V maiuscola, di oggi? Ah, quelli di oggi degli altri i miei. I Perché ci tuoi, sono un po' quelli degli di altri, discrepanze. quelli degli altri sono i valori, questi valori, assolutamente questi, quelli Ecco, monetari e valore basta, il monetario business, allora. punto e basta. Tanto adesso vi tassiamo, vi prendiamo e vi tassiamo. Guarda, c'è Giorgetti che mi sta ascoltando, gli viene qualche idea. Quali sono i valori di Aristea? Quali sono quelli Allora, che ancora anzitutto dovremmo avere tutti quanti noi e che stanno volando via? per me, è molto importante essere d'aiuto alle persone, quindi l'altruismo per me è molto, molto, molto importante, perché penso che se noi aiutiamo gli altri stiamo meglio noi stessi in primis, perché stiamo comunque facendo del bene. Quindi fare del bene per me è fondamentale. L'amore è un altro dei miei valori, cioè ci tengo veramente tanto, quindi per me, appunto famiglia e affetti vicini sono veramente fondamentali e ovviamente anche essere rispettare se stessi, quindi cercare di, fare delle cose che rispettano proprio quello che si è, okay, quindi non per forza voler piacere agli altri, non per forza cambiare per gli altri, ma rimanere integri. Rimanere integri, signori, e di questi tempi non è facile riuscire a rimanere integri nonostante tutto quello che ogni giorno dobbiamo sopportare, soprattutto rimanere integri psicologicamente, per quello che lo psicologo va alla grande. E chi Ah non è beh, stato certo. dallo psicologo, Aristea, adesso Ci quando sono esce da stata qua, anch'io, no, ci sono stata certo. anch'io. Anche perché devi sapere, Sammy, che io ho avuto dei periodi molto, molto complicati, di cui ho avuto attacchi di panico, molto pesanti, quindi quando all'età di 19 anni ho vissuto proprio un periodo molto brutto e anche lì io ho avuto bisogno appunto di un aiuto, quindi sono stata sì dallo psicologo che mi ha aiutato appunto a risolvere questa E cosa. poi però è arrivata la musica, e la musica, che placebo ti dà? È uno sfogo, La musica è un aiuto importantissimo, direi che per me è una cura naturale, perché quando canto sto talmente bene che qualsiasi problema io abbia, insomma, sparisce, svanisce immediatamente, perché proprio con la musica mi immergo in un altro mondo, e in quel mondo io ci sto molto bene, quindi Ragazzi, dovete fare come Aristea, cantate, magari cantate proprio con Aristea. Le sue canzoni sono tutte cantabilissime, simpaticissime e soprattutto vi menano via, come si dice in alcune parti.
Aristea, menano via. sì, dove ti troviamo? Dove possiamo scaricare legalmente la tua musica? E intanto invito Francesco, se mi ripunti ancora con il disco, naturalmente, la canzone di Aristea, quando la salutiamo facciamo sentire ancora un minuto di Sono una ribelle, no? E in modo che uno dice, ma qual era la canzone che non mi ricordo bene? Appena uscita. Appena uscita, devo anche ringraziare Matteo, il Tone Noise si chiama, È vero, che ha perché fatto? Che ha lui ha fatto? fatto un bellissimo arrangiamento, lui ha avuto questa idea geniale di avere questa base con queste belle chitarre elettriche, mi ha aiutato tantissimo in questo brano, infatti comunque è stata una bellissima collaborazione, mi son trovata veramente bene con lui. Abbiamo fatto anche il video, ci siamo divertiti nel girare il video al Luna Park insieme e tra l'altro appunto come diceva lui, cioè Ariste è proprio così, cioè stavamo parlando in una diretta e lui diceva: "No, ma la cosa è che, potrebbe sembrare fuori, ma è proprio così." Cioè, Vero, però vero. è un fuori, cioè comunque, vedete anche voi, è un fuori normale. Vedete È un anche fuori voi. normale? Ragazzi, no, veramente Aristea risplende per la sua pazzia bella, positiva, che tutti noi dobbiamo avere dentro e magari anche farla un po' vedere ogni tanto, senza le esagerazioni cui siamo costretti a vedere, perché oggigiorno se non si esagera davvero sembra quasi che non esistiamo. Aristea, cosa dobbiamo scrivere sui social per trovarti? Allora, sono una ribelle, Aristea Official, perché Aristea Official è il mio appunto Mica che ti venga fuori poi la ricetta di un pesce al forno. esatto, No. esatto, che poi comunque è buonissimo, però Assolutamente. ancora non voglio essere un pesce al No, forno. una pesciolina così avvinghiata comunque ci può stare, signori. Aristea, cosa bolle in pentola nell'ultimo minuto? Cosa hai in mente di fare? Cosa vorresti fare? Qual è il tuo sogno? Un sogno di Il Aristea. sogno imminente è quello di cantare con Achille Lauro, cioè vorrei fare una canzone insieme a lui, perché secondo me allora lui è È veramente andata al folle. concerto, Sono ho andata al visto che sei andata al concerto, mi hanno concerto. fregato, ho dovuto comprare il biglietto una seconda volta Come? perché mi hanno venduto un biglietto Ma non è falso. possibile. Vedi la normalità di Aristea, l'hanno fregata pure a lei. Esatto. Ma Beh, sì, fantastico. ma guarda, delirio perché arrivo là, codice non valido, arriva la finanza: "Fammi vedere il biglietto." Gli faccio vedere il biglietto e mi Niente, hanno niente. fregato. Era stato fatto con Photoshop, mica me ne ero accorta, il mio nome c'era, il mio cognome c'era. Attenti quindi quando andate a certi concerti, non fatevi fregare. Esatto, esatto. Però va bene, ne vale la pena insomma l'idea di ascoltare questo cantante e magari in futuro di fare un duetto con lui. Sarebbe bellissimo, più che altro perché lui fa tantissimi generi diversi, spazia molto, io pure, perché comunque dal pop al pop elettronico, al rock, cioè io faccio veramente tantissimi generi diversi e mi piacerebbe proprio fare qualcosa di mega sperimentale con lui, qualcosa che non si è mai sentito fino ad ora. E quindi lanciamo l'appello a Achille Lauro, ragazzi. Achille! Ce l'hai qualche tatuaggio tu? E io? Sì, ho dei È tatuaggi. importante perché sennò Achille Lauro non ti Ma guarda non neanche, mi se non ne hai neanche uno. no, Dove no, li ho, li ho. dove ce li Il hai? Ah, primo è vabbè, questo che abbiamo, vabbè, guarda. uno si può vedere, Destiny, che poi il destino ce lo creiamo noi, però è giusto? importante capire che comunque appunto il destino è importante, è una cosa che Questo ci dobbiamo basta. Non vogliamo sapere dove sono gli altri tatuaggi, signori. Aristea è con voi. Seguitela sui social, ma soprattutto riascoltatevi un minuto di questa Sono una ribelle. Ciao Aristea! Ciao, Ciao, grazie ciao, ciao! Sammy, grazie.
Sono una ribelle, Aristea. Eh sì, dai, abbiamo menato via un po' la situazione cronaca, sempre drammatica. Ragazzi, non so perché ci sono io in onda, ma avete visto che è successo? Tutti i siti si sono aggiornati con la notizia da Senigallia, Ancona. Quindicenne armato si allontana da casa dopo una lite. Appelli alle scuole, non fate uscire gli alunni nei giardini. Roba da matti mi viene in mente. Abbiamo appena parlato della pazzia positiva di quest'artista Aristea che trasmette anche i valori e qui siamo ancora immersi nel dramma di chi i valori li ha persi o forse non li ha mai avuti, impressi dai propri genitori, dai propri nonni, non lo so. Senigallia, anche qui il Corriere, quindicenne fugge da casa, è armato, appello non fate uscire gli studenti in cortile. Il giovane sarebbe fuggito ieri notte dopo un diverbio in casa. Ricerche in corso tra Marzocca e Montignano, anche con gli elicotteri. Signori, il Sammy Varin, certo, è in diretta con voi. Tra pochissimo apriamo anche le linee allo 0292947222. Avremo 10 minuti di Focus Toscana, ritornano le buone abitudini del lunedì, tutto anticipato, certo, io ero in onda, ricordate, dalle 13 alle 15, da quest'oggi faccio la mattina e quindi oltre alla rassegna stampa dalle 7.30 alle 9.30 faccio anche dalle 11 a mezzogiorno e in questo caso il Focus Toscana, intorno alle 11.30 avremo Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega. Intanto un po' di WhatsApp, ragazzi, me ne avete inviati tanti e vi ringrazio per commentare le notizie della rassegna stampa e per me è un grande onore vedere tanta festa per il sottoscritto, ma anche per il condirettore Giulio Cainarca che ha cominciato oggi la sua nuova trasmissione dalle 10 alle 11 circa. Desideri sapere quanto si spende. Desidero sapere quanto si spende al mese per la cosiddetta accoglienza, per armi per Ucraina e mantenimento ucraini in Italia. È Jenny da Milano. No, perché abbiamo fatto chiaramente la richiesta a voi ascoltatori di darci qualche idea e darla soprattutto al ministro Giorgetti di dove poter tagliare. Tagliare sull'accoglienza non è mai bello. Certamente bisogna capire quale genere di accoglienza, soprattutto molto spesso si vanno a spendere troppi soldi per determinati individui che non lo meritano. Ancora WhatsApp, vediamo un po'. Caro Pier Vittorio, la famiglia di imprenditori Agnelli Alchian, dopo aver distrutto il settore auto, dovrebbero restituire al popolo bue la bellezza di 200 miliardi con il famoso giochetto del privatizzare gli utili e socializzare i debiti con la saccoccia nostra, perché c'è stato il te la do io l'America e anche in questo caso ci sono tante motivazioni per chiedere un po' di soldi indietro a chi vorrebbe portare le nostre storiche produzioni in giro per il mondo e tanto ce la faranno lo stesso. Caro Sammy, chiedere alla Melona perché non vuol recuperare i 14,3 miliardi dati senza vergogna alla banda del MES, meccanismo europeo di schiavitù, come fatto capire dal bravo Claudio Borghi. Se non si vuole fermare il pilota automatico, vedi la pagliacciata del mandare il compitino delle cose da fare alla Commissione europea di incompetenti e sicari dell'economia reale e dei popoli europei per poi dover aspettare le loro correzioni sempre rovinose e dannose. Non mandiamola da nessuna parte. Perché continuare a dare in più tutti gli anni circa 2,5 miliardi circa come contributori netti e fessi a quella porcheria che è l'Unione Europea? Caro ascoltatore, che facciamo? Chiamo Rizzo? Sì, il Rizzo, lo sapete, il comunista Rizzo è dalla nostra parte, ma su alcune cose si va d'accordo, ecco, e su alcune cose un po' meno. Ancora WhatsApp 3406709 659. Ho guardato il video di Aristea, molto bello, brava e bella, riceve complimenti l'artista che abbiamo ospitato quest'oggi. Ma adesso ci fermiamo per qualche minuto, anche perché io non trasmetto solo musica indipendente, ogni tanto prendo anche i big e in questo caso sono in arrivo i Duran Duran.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Questi sono ricordi bellissimi dei Duran Duran. Che anno eravamo? 1984, New Moon of Monday, ma questa è la nuova versione, una versione rivisitata di questa storica canzone. Oggi niente pulsanti synth, ma un arrangiamento più etereo, moderno, grazie anche al contributo di Andy Taylor, storico ex dei Duran Duran. Appena uscita questa nuova versione all'interno del nuovo album Deluxe Dance Macabre, con nuove tracce, e tra queste c'è anche una cover di Evil Woman degli Elo, Electric Light Orchestra. Bei ricordi per noi grandicelli e cultura anche per i più giovani. New Moon, Dark Fries, Duran Duran ci ha portato alle 11.34, arriva il Focus Toscana. Va ora in onda Focus Toscana. È una bellissima scusa, il focus che riguarda la Toscana, ma anche altre regioni italiane. Ogni giorno parliamo con una diversa zona d'Italia e commentiamo i fatti locali, ma anche quelli nazionali. Oggi per il gruppo Lega in Regione Toscana salutiamo la consigliere regionale della Lega, Luciana Bartolini. Ciao Luciana! Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Bello riaverti, ma soprattutto penso un po', è passata più di una settimana, ma abbiamo ancora messaggi WhatsApp al 340 6709 659 che ricordano il grande evento popolare della Lega dell'altra domenica, la Pontida 2024, perché ne sono arrivati tantissimi, anche ascoltatori di Radio Libertà, ma soprattutto leghisti storici, leghisti nuovi, semplici curiosi che volevano capire
dove va la politica della Lega e soprattutto chi ci fosse in questa politica. Abbiamo visto ospiti nazionali e internazionali, abbiamo fatto parlare i giornali per giorni e giorni. E allora, come prima domanda, Luciana Bartolini, chiedo proprio a te la fotografia che ti è più rimasta in mente di quest'ultima Pontida. Quale immagine porti ancora con te, Luciana? Senti, io ricordo bene i tantissimi ragazzi e ragazze entusiasti a Pontida. Era tanto che non vedevo tanti giovani pronti a combattere per le nostre idee ed i nostri valori. Li ringrazio perché sono il nostro futuro e il loro entusiasmo è la vera forza della Lega. Noi dalla Toscana siamo stati in tanti a venire a Pontida, è stata una bellissima giornata, c'era molta Toscana, molta Italia. Questo evento per me in particolare è un evento, diciamo, del cuore. Io ho fatto tutte le Pontide che ci sono state dal 2004 fino ad oggi. Come hai detto, abbiamo avuto tanti interventi nazionali, internazionali e li abbiamo apprezzati tutti e hanno pienamente testimoniato come la Lega sia il partito del fare, perché noi siamo il partito del fare, c'è poco da dire. Noi siamo venuti a Pontida perché Pontida per noi è una festa, ma soprattutto quest'anno per portare il nostro sostegno a Matteo, al nostro segretario federale, che come sanno tutti rischia il carcere per aver bloccato l'immigrazione clandestina. Il 28 e il 29 settembre in tutta Italia, anche da noi, abbiamo fatto gazebo per raccogliere firme a sostegno di Matteo. E tanta gente, anche non leghista, si è avvicinata per firmare e tutti dicevano che è una cosa assurda questa che sta succedendo al nostro segretario. Questo fine settimana che verrà sabato e domenica replicheremo di nuovo la raccolta di firme per dare a Salvini la forza di andare avanti a testa alta. Vero signori, e su questa radio trovate una puntuale informazione su quello che sta accadendo, oltre alla vicenda di Matteo Salvini, che è un po' anche la nostra vicenda, perché qua si vuole chiudere la bocca semplicemente a chi ha delle idee diverse da quelle della sinistra, anche su altre argomentazioni come il dossieraggio verso la Lega, il centrodestra, è sempre contro una certa parte politica, chissà come mai, dall'altra parte non è andato a sbirciare nessuno. Ma signori, non soltanto, la Lega è anche cercare di avere risultati e la politica dovrebbe fare questo, dovrebbe migliorare la vita dei cittadini. Non sempre ci si riesce perché c'è il famoso magna magna, signori. Ogni tanto si portano a casa dei risultati importanti per il territorio e questo è il caso, ad esempio, del fronte alluvione. Ho letto, Luciana, che sono arrivati 68 milioni per la Toscana, è vero? Sì, è vero, qualche giorno fa abbiamo appreso questa bella notizia che la nostra europarlamentare Susanna Ceccardi ha fatto un ottimo lavoro in Europa, sollecitando proprio l'Europa ad aiutare la nostra Toscana, perché noi a novembre scorso abbiamo avuto degli eventi alluvionali eccezionali e ancora c'è bisogno di tanti soldi. E questi fondi ad hoc, ben 68 milioni, che non sono tantissimi ma sono tanti, sono una boccata di ossigeno per i territori colpiti dall'alluvione. Ora copriranno parte dei costi delle operazioni di emergenza, il recupero, bonifica, riparazione delle infrastrutture danneggiate che sono state tantissime. C'è ancora tanto da fare per riparare ai danni economici causati dall'alluvione, ma intanto la Lega Toscana è orgogliosa che la sua europarlamentare abbia vinto l'impegno che aveva preso con la sua terra. E ora si spera che la regione toscana, che è guidata dal PD,
dimostri di essere all'altezza dell'impegno, gestendo in modo efficace queste risorse, dedicandosi con serietà alla ricostruzione. Ecco, io qui voglio dire grazie a Susanna Ceccardi. E anche da parte nostra, naturalmente, i complimenti alla nostra europarlamentare toscana, ma naturalmente al manipolo importante di europarlamentari della Lega che portano avanti la difesa, l'amore per le nostre terre. A proposito, ultima questione per quest'oggi, la questione sanità è quella dei piccoli ospedali, problemi che proseguono. Che cosa si sta facendo, su cosa bisogna lavorare? Luciana Bartolini. Senti, proprio ieri, per la celebrazione della 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, sono stata in località Campo Tizzoro, che è nel comune di San Marcello Piteglio, prima dell'Abetone, sulla montagna Pistoiese, che è la mia zona. Era un convegno dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. È stato molto interessante, fra l'altro ci hanno fatto vedere una mano artificiale fatta qui in Toscana, a Pontedera, dove lavorano con la Sant'Anna di Pisa, e ci hanno fatto vedere proprio questa mano artificiale come riesce a risolvere un sacco di problematiche per chi perde le mani o le braccia sul lavoro. Ecco, io mi occupo spesso della montagna Pistoiese perché è il mio territorio. Qui a San Marcello c'era un ospedale che fino al 2012 era un ospedale di eccellenza. Poi oggi non è più un ospedale. Gli hanno cambiato nome un sacco di volte. Nel 2013 l'hanno trasformato in una roba che si chiama PIOT, Presidio Integrato Ospedale Territorio. Un termine che esiste solo in Toscana e non esiste da altre parti. Nel 2020 è diventato presidio ospedaliero elettivo senza pronto soccorso. L'ultima classificazione è area a defibrillatore diffuso. Ecco, che devo dire io? Tutto questo inventarsi classificazioni inesistenti, apertura di tavoli, progetti pilota, secondo me servono solo ad ammettere che lo smantellamento di questo ospedale di San Marcello è stato un grande errore, al quale però non si vuol rimediare. Questo ospedale è lassù e è l'unico a cui si accede dall'Abetone, da tutta la montagna Pistoiese, perché l'Abetone dista circa 30 minuti per arrivare lì. Poi però, siccome lì non c'è quasi più niente, bisogna andare a Pistoia. Pistoia da San Marcello dista circa 40 minuti. Ecco, ti ho detto tutto. Se uno si sente male gravemente, come fa a salvarsi la vita? Quindi bisogna in qualche modo rimediare a questa problematica dell'ospedale di San Marcello, perché è solo in questa provincia e a San Marcello che il problema sussiste, perché in altre zone della Toscana ci sono ospedali in zone tipo quella e quindi bisogna ripristinarlo. Avete sentito? L'area a defibrillatore diffuso. Non si sa più come giustificare queste chiusure. Parliamo della Toscana, ma certamente parliamo anche di altre zone d'Italia e qui, insomma, in questi casi sarebbe bello riuscire a fare squadra tra destra e sinistra, riconoscere gli errori, perché sicuramente si tratta di errori fatti negli scorsi anni, rimboccarsi le maniche come sta facendo in questo momento Sammy Varin e cercare di rimediare. Io ringrazio il consigliere regionale della Lega in Regione Toscana, Luciana Bartolini. Luciana, è sempre un piacere ascoltarti. Grazie, buon lavoro. Io ringrazio te e tutti gli ascoltatori. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
rieccoci, sono le 11:45, buongiorno, Sammy Varini in diretta nazionale su Radio Libertà. Certamente il Segui la Lega non manca, gli appuntamenti da non scordare, li vedete anche scorrere, ringraziamo Francesco in regia che ci regala queste visioni. Sul sito Lega Online naturalmente c'è tutto quanto, ma qui c'è ancora di più perché Sammy Varin riceve segnalazioni di qua e di là, gli appuntamenti da non scordare targati Lega e non soltanto sul territorio. Questo, certo, è quello di cui vi parlavo prima, il processo a Matteo Salvini, che è un po' il processo a tutti noi. La Lega in piazza a Palermo il 18 ottobre in solidarietà a Salvini nel processo Open Arms. L'hashtag è Io sto con Salvini. Poi certo anche questa notizia del weekend, ma ancora quest'oggi se ne parla e per fortuna c'è Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, che ce lo ricorda. La Corte dei Conti ha condannato Mimmo Lucano a risarcire 500 e passa mila euro per irregolarità nella gestione del modello Riace. Naturalmente lui non c'entra niente, fatto sta che è diventato europarlamentare della sinistra e pure di nuovo sindaco. L'autonomia dopo 30 anni di battaglie e realtà, indietro non si torna. L'autonomia è futuro, efficienza, merito e una grande opportunità per i giovani di tutta Italia. Questo è un volantino importante che trovate sul sito della Lega e anche chiaramente seguendo Matteo Salvini, da mandare a parenti e amici, perché c'è una battaglia ideologica contro l'autonomia che mi fa davvero paura. Si ride ma non troppo, parlando della Schlein che ha detto sono un aspirante regista. Elly Schlein già si vede lontana dal PD. La politica per me è un contratto a termine. Sono contento che la pensi così. Certo, abbiamo capito che fare il segretario Dem è un trampolino di lancio per poi occuparsi di altro. Dopo il Nazareno, Veltroni si è messo a scrivere libri e a fare film. Renzi è diventato un conferenziere, Letta fa il professore e ora la Schlein, tra musica e festival di Locarno, prepara già la sua seconda vita. Tagliamo gli emolumenti per questi film, brutti film quasi sempre. Appuntamenti da non scordare, questo già ve lo dico, venerdì 8 novembre con la Lega di Ceriano Laghetto, siamo in Brianza, cena alte groane per i 40 anni di Lega, 40 anni. Buon compleanno Lega Lombarda, venerdì 8 novembre a cena al Major Bar Bistrò, via Campaccio 3. Chi arriva, arriva Massimiliano Romeo. Per chi ci segue da Milano, questa sera lunedì 14 ottobre alle 21 in Viale Toscana 12 a Milano, serata in sezione con le ultime news da Palazzo Marino. Sarà presente Anna Rosa Racca, consigliere comunale di Milano. Festa delle matricole, venerdì 18 ottobre, signori, bella idea ragazzi, dai, con un saluto a tutti gli universitari che ci ascoltano, non solo quelli della Lega, ma quelli della Lega si ritrovano questo venerdì 18 ottobre presso la sede di Sant'Agostino a partire dalle 18:30. Cercate i giovani della Lega su Instagram. E ancora, signore e signori, quella mercoledì 16 ottobre, dopodomani a Sarzana, siamo in Liguria, arriva Vannacci. Un'Europa diversa, la Liguria protagonista. Mercoledì 16 ottobre alle 20:30 a Sarzana, presso l'hotel Santa Caterina, Sala Leonardo, ospite d'onore Roberto Vannacci, ma soprattutto con Stefania Pucciarelli, senatrice della Lega, e tanti esponenti della Lega locale e regionale. È chiaro che si fa il tifo per le prossime elezioni regionali che vedono il centrodestra avvantaggiato e di un bel vantaggio, e questa cosa sta terrorizzando la sinistra. 27-28 di ottobre, ricordate, si vota in Liguria. L'ultimo appuntamento da non scordare, ma questo è un film erotico, il menù della serata a Giaveno in provincia di Torino. Sabato, non questo il prossimo, il 26 ottobre a Giaveno in provincia di Torino, bentornata Sangon Fest.
Presso la Bocciofila, Circolo del Pasché, in via Carducci numero 6, si comincia alle 18:30 di sabato 26 ottobre con un dibattito sull'autonomia regionale. Arriverà l'assessore regionale all'autonomia Enrico Bussalino, ma soprattutto arriverà il segretario regionale della Lega Piemonte, capogruppo alla Camera dei Deputati, appunto Riccardo Molinari, che avremo ospite proprio domani mattina, subito dopo le 9. Alle 20:30 la cena e gli interventi dei politici, tra questi anche l'europarlamentare Isabella Tovaglieri. Ma soprattutto il menù. E il menù è davvero erotico. Senti qua: antipasti, vitello tonnato, flan di zucca guarnita con fonduta di toma locale. Non so se riesco a proseguire. Allora, flan di zucca guarnita con fonduta di toma locale. Ma poi guarda qua, la lingua in salsa verde. Quanto tempo è che non mangio una lingua in salsa verde? A qualcuno può fare anche schifo, signori. E certo, un po' di verismo ci vuole. Lingua in salsa verde. Va bene, ok, la smetto. Primi, ravioli del Plin con sugo d'arrosto, tagliatelle al ragù di cinta senese. Secondo, guancia di vitello cotto a bassa temperatura con polenta croccante. Dolce, chicca, sta venendo l'acquolina in bocca, cosa devo fare? Chicca, soffice, pan di Spagna aromatizzato agli agrumi, naturalmente acqua, vino, caffè, vino rosso Barbera di Castagnole d'Asti e bianco Arneis di Castagnole d'Asti, signori, tutto per 28 euro soltanto. Ma cosa volete di più? Se mi seguite dal Piemonte, ragazzi miei, non facciamo scherzi, cominciate a pensarci. Una bella serata che comincia alle 18:30 di sabato 26 ottobre a Giaveno, in provincia di Torino, presso la Bocciofila, Circolo del Pasché, in via Carducci 6. Si parla di autonomia alle 18:30 del pomeriggio, ragazzi, cerchiamo davvero di portarcela a casa, ce l'abbiamo a casa, è lì sul tavolo, non ce la fanno utilizzare, perché i democratici di sinistra dicono no, non la devono neanche provare l'autonomia, le regioni che vogliono provarla. Si chiama democrazia, è la loro democrazia. Alle 18:30 quindi il dibattito sull'autonomia regionale con Enrico Bussalino e Riccardo Molinari, ma soprattutto, signori, alle 20:30 codesta incredibile cena da segnare, io me la sono segnata in calendario. Sto per andarmene, certamente, ma qualche altro cartello importante di queste ore? La Lega Lombarda diffonde questo: bisogna tornare alle province elette dai cittadini. Una battaglia sacrosanta, sante parole. E poi questa, mamma mia che brutta in questa foto la Fornero, normalmente è più carina, insomma. Impossibile ridurre il debito se non si aumentano le tasse, dice Elsa Fornero sulla 7. Ancora parla, scherza la Lega. E poi sì, ora me ne vado, anche qui Fratelli d'Italia diffonde la notizia che sono stati consegnati i centri in Albania, in pochi giorni l'arrivo dei primi migranti. Avete visto che già Repubblica e La Stampa fanno le pulci su questi lager, li chiamano già, cioè non è ancora entrato nessuno, sono già dei lager. E poi naturalmente la brutta cronaca con Paolo Borchia che ci segnala, avete notato che stanno bruciando decine di chiese in tutta Europa, e questo ci voleva buttare una bomba. Butterò una bomba in chiesa, condannato perito trentino che voleva fare la jihad. I militari del Rosso hanno accertato che l'uomo di origini kosovare fosse concretamente pronto a passare all'azione. Fallimento dell'integrazione di sinistra, espulsione subito, segnala Paolo Borchia. Sì, signori, me ne sto per andare, non posso altro che ringraziare naturalmente tutti voi per l'accoglienza bellissima che avete dato al sottoscritto Sammy Varin e anche la nuova trasmissione del nostro condirettore Giulio Cainarca. Da quest'oggi nuova programmazione per quanto concerne la mattina, quindi segnate giù
Rassegna stampa con Sammy Varin dalle 7:30 alle 9:30 ogni giorno e poi un palinsesto sempre più ricco. Grazie a Francesco in regia, la voce di Sammy Varin torna quindi l'indomani, ore 7:30, giù dalle brande.